I porti di Venezia e Trieste sono esposti in prima linea al pesante impatto economico e commerciale provocato dagli attacchi della milizia yemenita Houthi nel Mar Rosso. Da Venezia, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolinea come il tema, dopo essere stato al centro di un vertice interministeriale del governo italiano, sarà posto anche al G7 di Verona. Con il ministro delle infrastrutture e con il ministro dell'alimentazione e dell'agricoltura ci siamo confrontati su come eventualmente compensare questo impatto negativo. La crisi sul Mar Rosso mette con forza anche l'Italia di fronte ai problemi e ai drammi di un mondo in conflitto, di conflitti consumati alle porte d'Europa che mettono a rischio l'approvvigionamento di elementi essenziali delle nostre catene produttive. La nostra Europa è oggi accerchiata a oriente dalla guerra di invasione terribile della Russia in Ucraina e accerchiata a sud da eventi quali si sono verificati recentemente lungo il Sahel con una serie di golpe militari e con il recente conflitto in Medio Oriente. Si tratta di crisi globali che andranno affrontate a livello internazionale, ma sulle quali anche il governo è chiamato ad agire per le conseguenze che si stanno verificando in Italia. Stiamo valutando l'impatto effettivo che, come dicevo, per il momento riguarda alcune direttrici marittime, soprattutto i porti dell'Adriatico e alcune filiere produttive, soprattutto quelle dell'alimentazione, perché il percorso ovviamente intorno all'Africa è un percorso più lungo. Una volta che valutiamo la dimensione di questo e soprattutto ci rendiamo conto di quanto possa perseverare questo blocco, quanto possa durare, ovviamente realizzeremo delle misure compensative su coloro che hanno avuto un danno concreto, tangibile e misurabile.